mense degli ospedali veneti chiuderanno a partire dal 1° luglio e sul futuro degli 850 dipendenti permane l'incertezza. Parte di loro saranno reimpiegati nel nuovo appalto per la ristorazione, ma i sindacati temono alcune centinaia di esuberi. Una cinquantina di lavoratrici ha protestato in mattinata di fronte a Palazzo Ferrofini, sede del Consiglio regionale. Il mega appalto che è stato fatto e che è stato vinto dall'azienda Serenissima potrebbe voler dire che, visto che i pasti vengono confezionati nel mega centro di Boara Pisani, i cuochi che sono di altre province potrebbero non andare a lavorare lì, o le assistenti che portavano il cibo ai degenti e nei reparti ospedalieri potrebbero saltare o vedere ridotto il loro orario di lavoro. La clausola sociale del nuovo bando non vincola l'azienda a riassumere tutti i dipendenti del precedente appalto. Secondo le stime dei sindacati, in alcuni ospedali i tagli arriveranno al 35-40% del personale legato alla ristorazione. A livello regionale si parla di circa 300 persone. Ho paura di perdere il posto di lavoro, che comunque venga decurtato l'orario e anche lo stipendio eventualmente, che già poco prendiamo, sarebbe da fame. Siamo tutte donne che lavorano, che hanno famiglia e tante altre cose, quindi è un bel disastro. Una delegazione dei lavoratori ha incontrato i rappresentanti di tutti i gruppi politici presenti in regione per chiedere loro garanzie sul futuro. Vogliamo che la Regione sia garante di quello che ha promesso l'anno scorso, per cui non ci basta il tavolo tecnico che ci è stato proposto, ci vuole anche un tavolo politico, perché qui ci sono 850 famiglie che ballano.